nastro di partenza parte la 54esima mostra del Cartizia Gabbiano del GG. Sì, parte proprio la prima mostra che è ormai da anni la prevista della primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Siamo onorati di partire con questa edizione che vuole omaggiare sempre il nostro territorio, non solo attraverso il vino ma anche attraverso le opere e le persone. Infatti quest'anno la mostra è dedicata al professor Giancarlo Follador, che è il nostro compaesano che ha dato frutto alle sue ricerche attraverso diversi scritti che trovate e diverse le sue opere d'arte. Io sono solo una portavoce, non faccio nulla di più, sono incaricata ad essere questo, ma in realtà dietro c'è un gruppo di volontari importante che da anni collabora e ha uno spirito di solidarietà e forza per questo territorio. Se non ci fossero questi non esisterebbe neanche questo evento. Sì, per me è sempre un piacere venire a Santo Stefano, una delle mostre della rassegna della primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, più rappresentativa e una di quelle più innovative e soprattutto devo dire anche una di quelle mostre che è molto vicino a quello che è la parte culturale, che credo che non debba mancare in questo territorio, è una delle parti fondamentali per far sì che questo territorio continui a crescere con la consapevolezza della fragilità stessa del territorio, dunque dobbiamo cercare in qualche modo di avere attenzione al numero di persone che arrivano, alla salvaguardia e fare in maniera che il valore aggiunto che il territorio dia non sia solo il nome Conegliano Valdobbiadene, ma sia proprio il lavoro che la gente fa sulla vigna, il lavoro che fa sulle rive, la fatica che viene fatta e che sia percepita da chi viene a trovarci. Venitevi a trovare nello spirito del rispetto e nella consapevolezza che è fatto da volontari, quindi con delicatezza in queste colline meravigliose che meritano essere viste.